cosa probabilmente non va. Cioè io non voglio demolire tutti i principi perché io ci ho creduto. Quello che non funziona è il liquid feedback, tu non puoi, ma lo so, ma le decisioni arrivano dall'alto. Ma non è vero! Prendi il microfono! Scusate. Base dei 5 Stelle, stiamo diventando come Berlusconi, come Renzi e adesso c'è Grillo. Io sono un attivista. La signora è stata linciata sul la democrazia mentalizzato così non va bene, non va bene. Fatela parlare, no? Sei un attivista, si tiene il movimento, allora non devi parlare per ciò. Stai fuori tema, come ti chiami? Hai problemi? Dopo che nessuno gli ha chiesto di andare da Renzi, noi abbiamo detto bisogna andare da Renzi per contrattare, nessuno ha detto che Grillo doveva andare. No, Grillo ha deciso a livello nazionale. No. Le curazioni, la gamba perché la televisione no, la televisione tu stai parlando di un'altra storia, non stai parlando del Movimento 5 Stelle. Da quando Grillo si è aperto Tu non stai parlando del Movimento 5 Stelle, tu stai parlando di un'altra storia. Ho votato, io nel 2013 ho votato, capito? Nonostante Grillo avesse detto che si apriva a Casa Pound, che nonostante uno è di Casa Pound può appoggiare il programma di Grillo, diventa del movimento e può votare. Assolutamente, mi devono dimostrare della democrazia partecipata, io ci voglio partecipare a questa cazzo di democrazia, non che Grillo fa le epurazioni, va da Renzi e lo manda a fanculo e ci prende per culo che dice che gliel'abbiamo chiesto noi abbiamo chiesto che doveva andare a parlare con Renzi e non doveva andare Grillo, avevamo i portavoce e lui l'altro giorno ieri che ha chiesto scusa perché era nervoso, avevamo il primo partito, siamo diventati il terzo, per colpa di come si Sei guadagnata la tua pagnotta dal PD. No, bello, io lavoro 10 ore al giorno, ho un'attività. Sei guadagnati tu. Bravo, se l'hai guadagnata. Noi abbiamo dei dubbi su di te invece, comunque continua a fare. Sì, è claro. Avevi ragione, sei passata dalla parte del toro. E ora vado avanti di voi. Perché sì, avevi ragione, adesso sei passata dalla parte del toro. Non mi fanno parlare da nessuno. Tutti siamo incazzati. Perché allora stanno a idolare Grillo? Perché stanno a idolare Grillo che decide? Io lo adoro, io lo adoro, lo ringrazio. Per me si deve fare da parte adesso. Il movimento deve decidere. Stiamo decidendo. Guarda, io non può di pulire. Sta parlando dei comuni. Quindi può farlo dopo. Ma lo fa, ma adeguata all'argomento, non andare a cercare altre cose. Stava parlando di consiglieri comunali, è stata su dicendo che il movimento non funziona, che Grillo non conta niente. Forse in altre occasioni può parlare, adesso no.